Signore, signori, amici dei musei e dell'Ateneo Veneto, buonasera. Siamo giunti alla fine di questo corso con la lezione conclusiva di Cristina Beltrami, un corso di storia dell'arte che quest'anno per la prima volta abbiamo sperimentato in questa modalità streaming. Sembra quasi curioso che una delle più antiche istituzioni veneziane, ma anzi forse questa è proprio la forza di queste istituzioni, si sia così aggiornata in fretta e a volte quasi pour cause, e abbia portato questa nuova linfa di vitalità in questa sua comunicazione. Noi ringraziamo quindi come amici dei musei l'Ateneo Veneto per averci ospitato, ma credo che siamo tutti molto contenti degli esiti di questo corso. Oggi concluderemo con uno sguardo sul dopoguerra, ma sull'immediato del secondo dopoguerra, ma credo che già i risultati che abbiamo avuto come spettatori continui nel corso delle lezioni precedenti sia stato assolutamente ragguardevole. Pensate che abbiamo avuto una media di 150-180 spettatori di quelli che restano per tutto il periodo a seguire la lezione, che significa che più o meno è come se questa sala, quest'aula magna dell'Ateneo fosse stata piena quasi fino al colmo. Quindi credo che questo sia sicuramente un bel risultato su cui lavorare anche in un prossimo futuro. Ancora un'altra cosa mi piace dire in questo momento, che abbiamo sfatato anche questo antico pregiudizio che c'è sulla storia dell'arte a Venezia, che tutto finisce con il Settecento, con la caduta della Repubblica, con la Serenissima, e invece abbiamo scoperto, e devo ringraziare soprattutto il nostro curatore Camillo Tonini dei suggerimenti che ci ha dato in questi anni e anche in quest'ultimo anno, l'8 e il Novecento sono secoli e decenni particolarmente vivi e vivaci, e penso che questo ci spronerà a continuare l'anno prossimo anche con la seconda anta del Novecento.
Ringrazio ovviamente Cristina Beltrami per la sua partecipazione e poi cederò la parola alla nostra vicepresidente per un suo breve profilo. Mi piace però pensare al 1948 come un anno, lo guardo più da storico, come un anno che è stato un anno chiave per la storia d'Italia. Il 1948 è l'anno in cui entra in vigore la nostra Costituzione, che nonostante tutto quello che se ne dica è un'ottima Costituzione e ancora resiste e resiste bene. È l'anno in cui iniziano il 18 aprile le elezioni che porteranno ai governi della Democrazia Cristiana per molti anni e è l'anno anche in cui la Mostra del Cinema presenta La Terra Trema, questo grande capolavoro di Visconti che dà il via in qualche modo a quella forza del neorealismo che già si era incredibilmente affermato fuori d'Italia e che invece in Italia non aveva avuto ancora quei riconoscimenti. Quindi il 48 di cui oggi parliamo dal punto di vista dell'arte è anche un anno di rinascita complessiva e forse è proprio l'anno giusto con cui concludere, sperando che poi possa aprire anche un anno di rinascita. E quindi, Daniela, se vuoi introdurre la nostra relatrice, ti cedo volentieri la parola. Certo, grazie Michele. Allora, Cristina Beltrami, sarò velocissima perché è storica dell'arte e critica indipendente, ha alle spalle 2 dottorati, uno molto importante sulla scultura alla Biennale di Venezia alla fine dell'Ottocento, dottorato che poi diventerà nel 2021 un libro, e quindi con Cristina diamo anche uno sguardo verso il futuro e quello che succederà nel 2021. È stata co-curatrice della mostra alle Stanze del Vetro di Marino, sarà co-curatrice della mostra che ci sarà nel 2021 dedicata agli animali di vetro della collezione di Pierre Rosenberg, e poi ha lavorato all'archivio del Novecento del MART, ha collaborato con numerose università e continua a farlo, ed è anche un'attenta studiosa appunto del vetro, oltre che della scultura e di tante cose. Quindi le diamo un caloroso benvenuto e le lasciamo subito la parola a raccontarci di questa Biennale del 48. Grazie Cristina. Grazie a Daniela per questa presentazione. Grazie all'Ateneo Veneto per questo invito, grazie agli amici dei musei per tutto lo straordinario lavoro veramente che state facendo sul patrimonio culturale veneziano, ma non solo. Vorrei anche ringraziare tutti i relatori che mi hanno preceduta, perché hanno veramente aperto la strada e mi hanno facilitato in questa conversazione di comunicazione di questa sera, e non da ultimo vorrei ringraziare anche tutte le ragazze che lavorano all'ASAC, all'Archivio Storico della Biennale di Venezia, sia alla sede della Biblioteca ai Giardini che a Marghera, perché devo ammettere che mi sono presa un po' all'ultimo con la preparazione di questa serata, e veramente sono state estremamente disponibili, nonostante la chiusura per il Covid, a inviarmi una serie di materiali senza i quali la nostra serata non sarebbe così ricca di documenti e di immagini. È vero che è una storia, quella che abbiamo fatto con appunto tutti anche i miei colleghi che mi hanno preceduta, è una storia dell'arte a Venezia, però una storia dell'arte a Venezia non può essere solo di Venezia, perché tutto ciò che accade in questa città inevitabilmente ha un'influenza e un riverbero a livello internazionale, e questo lo vedremo anche con la Biennale che andremo a vedere insieme questa sera. La Biennale del 1948 è stata una biennale appunto capitale, in quanto la prima biennale del dopoguerra, e quella che è stata definita con parole secondo me molto indovinate, molto corrette, il radioso aprirsi dell'arte italiana all'Europa e al mondo. La prenderò un po' alla larga, cioè nel senso, come arriviamo a questa biennale, che è stata una biennale preparata per mesi e mesi. Intanto bisogna capire che Venezia era quella che accoglieva questa mostra. Una Venezia, diciamo nel 1945, Venezia è stata sicuramente disastrata dalla guerra, ma non distrutta, non martoriata come altre città. Vi leggo quello che è la testimonianza dell'estate del 1945 di Giuseppe Marchiori, che è un critico importantissimo che ritroveremo più volte nel corso di questa serata.
Marchiori dice: l'estate del 45 fu una stagione di incontri continui e di mostre, nei caffè, nei ristoranti che cominciavano ad accogliere artisti e pitture al fumo della frittura di pesce e delle bistecche ai ferri. La gente arrivava da ogni parte d'Italia e cercava amicizie e consensi con un'animazione inquieta e rumorosa. Quindi c'è una grande energia, una Venezia con una grande volontà di rinascita. E poi vi mostro una cosa curiosa. Siamo nel 46, nel gennaio del 46, questa è la copertina della rivista Stile, una rivista che crea Gio Ponti dopo l'esperienza di Domus, la crea nel 41, in realtà durerà solo fino al 47. Strana questa copertina che ho trovato veramente molto curiosa, molto bella, e giustamente è lo stesso Ponti che ci spiega le ragioni di questa copertina. Che cosa significa? Significa che dopo tanti orrori, lutti e sofferenze e di fronte al compito immane della ricostruzione, ogni attitudine a considerare e concepire le cose secondo vezzi, fogge, schemi, stili, eccetera del passato va capovolta. Ora, questo è un monito che è rivolto principalmente agli architetti, però credo che si possa leggere ad ampio raggio. Poi, man mano che ci avviciniamo a questo 48, alla fine di dicembre del 47, il Gazzettino, tramite Silvio Branzi, dà un elenco di tutto quello che nel 47 era successo a Venezia e anche mostre che Venezia aveva esportato. Sono mostre soprattutto ovviamente di arte antica, sulla scuola di pittura veneziana, sono mostre che Venezia esporta a Losanna, esporta anche a Riva del Garda, poi parla delle gallerie che sono attive in città, quindi ovviamente gallerie che conosciamo, il Cavallino, l'Arco, la Sandri e ovviamente il grande evento che si attende, che è appunto la Biennale del 48, che è organizzata da Rodolfo Pallucchini. Rodolfo Pallucchini, questo signore che vedete con gli occhiali, non quello col cappello, l'altro, chi è? È uno storico dell'arte, principalmente uno storico dell'arte con una preparazione d'arte moderna, insegnerà poco dopo anche all'Università di Bologna, all'Università di Padova. In questi anni si avvicina anche a degli artisti viventi, quindi scrive di San Tommaso, scrive di Semeghini, ha 40 anni e da 10 anni è il direttore delle Belle Arti per il Comune di Venezia. È alla sua prima biennale, come segretario generale della Biennale, siamo nel 48, rimarrà segretario generale fino al 57, quindi effettivamente molto a lungo. Con chi sta chiacchierando? Sta chiacchierando con Lionello Venturi, questo signore col cappello, altro storico dell'arte importantissimo, figlio di Adolfo Venturi, che poi ovviamente a causa delle leggi razziali dovette lasciare l'Italia, viste prima a Parigi, poi negli Stati Uniti, quindi immaginate quando rientra in Italia che apertura mentale ha, quando torna a insegnare nella sua Roma, ovviamente difende un tipo d'arte con un'arte astratta. E poi Anna Maria Brizio. Anna Maria Brizio è una storica dell'arte piemontese a cui sono molto affezionata, che si specializzò, anzi come si diceva allora si perfezionò col papà di Lionello Venturi, con Adolfo Venturi, ed è stata una delle primissime studiose che si sono interessate di Ottocento in Italia. L'altro signore invece sotto con la sigaretta che chiacchiera sempre con Pallucchini è Roberto Longhi, quindi altro nome capitale della storia dell'arte, proprio della scuola della storia dell'arte italiana. Longhi tra l'altro ci interessa perché ci porta nella prima mostra che andiamo a vedere insieme questa sera, che è la mostra degli impressionisti, la mostra per eccellenza più preparata e attesa di questa edizione. Guardate, ve ne rendete conto anche solo guardando il catalogo, perché il comitato organizzativo di questa mostra prende 2 pagine del catalogo. Nel comitato organizzativo, ovviamente, vi dicevo, anche Longhi, Fiocco, ma soprattutto anche dei nomi di un peso internazionale enorme, come ad esempio Rewald, che è stato il grande storico dell'impressionismo, appunto questo storico dell'arte americano. E qui vedete il momento dell'inaugurazione con il presidente Einaudi che appunto fa visita al padiglione con la mostra degli impressionisti. Ora, perché gli impressionisti nel 48? Allora, sicuramente perché comunque è un nome di grande richiamo e di grande prestigio, ma c'è anche una ragione appunto, tra virgolette, simbolica.
E questo viene specificato nel catalogo, perché bisogna rendersi conto che il movimento impressionista non fu solo un nuovo orientamento estetico o un semplice capitolo della storia dell'arte. Esso rappresenta una liberazione sui piani più diversi e per questo costituisce il punto di partenza per tutta l'arte contemporanea. Quindi questo gruppo di rottura dell'Ottocento è un esempio appunto di ricerca di un nuovo linguaggio artistico, che è quello che stava cercando di fare la Biennale del 48. Vi mostro qualche foto, qualche immagine, questo è uno spaccato del padiglione in cui si riconosce qualche dipinto che adesso vi mostrerò. Adesso andiamo molto rapidi, insomma, però immaginate anche che cos'era vedere queste opere dal vivo a colori per tutta una serie di artisti per i quali non era così facile spostarsi e vederli, insomma un Renoir di questo genere, averlo visto dal vivo con questa pittura che si sfalda, che è una pittura che per esempio appunto De Chirico guarda con grande attenzione, ma Giorgio De Chirico vive a Parigi per molti anni, quindi ha delle occasioni che molti altri artisti non hanno. Ecco, poi insomma adesso vado molto veloce, sono quadri che conoscete, Cézanne, Pissarro, Van Gogh, tra l'altro tutti di provenienze molto importanti, musei molto, molto importanti, londinesi, il Belvedere di Vienna, eccetera, eccetera. Chi sono i giovani veneziani che possiamo mettere accanto alla mostra di rottura? Ma ovviamente il Fronte Nuovo delle Arti. Cos'era il Fronte Nuovo delle Arti? Era questo gruppo di artisti che si erano uniti nel 1946, abbiamo la data di fondazione del Fronte Nuovo delle Arti, che è il 1° ottobre del 1946, quando firmano il manifesto a Palazzo Volpi. Devo dire che parlare di manifesto nel 1946 è un termine che fa un po' paura, cioè nel senso che ci riporta un po' indietro al futurismo, ad anni che insomma tutto sommato questa Biennale cercava di lasciarsi indietro. Sono un gruppo di artisti giovani legati a Giuseppe Marchiori come critico, si trovano molto sovente al ristorante All'Angelo, sul quale tra l'altro l'anno scorso è stata fatta una mostra molto, molto bella, molto interessante, che ha portato numerose novità. E appunto chi sono? Sono Birolli, San Tommaso, Pizzinato, Vedova, si aggiungono poi Morlotti, Viani. Siamo nel 1946, nel manifesto, giustamente come tutti i manifesti, ci sono dei punti specifici. Uno di questi dice la seguente frase: si uniscono, è un'unione tra i più rappresentativi artisti italiani delle generazioni venute dopo il Novecento, scritto con la N maiuscola, quindi inteso come il movimento sarfattiano di cui ci ha parlato Elisabetta Barisoni nelle volte scorse. Quindi stanno cercando di andare oltre quella che era stata l'estetica degli anni 20 e 30, che ovviamente era stata difesa da quelli biennali e da quell'ambiente politico. Hanno una prima mostra a Milano nel 1947 alla Galleria della Spiga con un buon successo, infatti si uniscono in quel frangente anche Corpora, Turcato, Franchina, uno scultore che si unisce appunto a Viani e Leoncillo. Tutti loro appunto li vedete in questa sala 39 della Biennale di Venezia, che a quel punto gli dà un peso storico perché li mette appunto a livello di nomi internazionali straordinari e gli dà una visibilità internazionale molto importanti. Questa è un'altra sala, vedete, si notano, devo dire, soprattutto le sculture di Viani. Qui sono due momenti con dei visitatori, da un lato dei visitatori anonimi, però mi divertiva molto questa figura di questo signore che sta proprio studiando questa pittura così nuova, probabilmente anche in attesa. Dall'altra parte invece la celebre Parma Bucarelli, ovvero la prima direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, donna bellissima, elegantissima, coltissima, devo dire anche che ha lasciato dietro di sé una serie di ritratti molto costruiti, pare leggenda che distruggesse foto nelle quali lei non era venuta bene, non vedo anche perché non farlo, e ha appunto alle spalle un vedova e sta guardando una scultura di Viani.
Andiamo avanti, vi ho messo qualche quadro che effettivamente è stato presente a questa mostra per darvi un'idea insomma, della ricerca pittorica di questi giovani veneziani nel 48, Giulio Turcato composizione, un pescatore di San Tommaso e un pescatore di Vedova. Purtroppo avevo una foto colori che non era di buona qualità, quindi ve l'ho lasciata più piccola, però vedete come Vedova si stia interrogando, stia guardando chi ovviamente anche il Pollock, non so, il Pollock della donna Luna di collezione Guggenheim, Peggy Guggenheim, che appunto dal 1946 già viveva in città ed era in buoni rapporti con gli artisti del Fronte Nuovo delle Arti. E un'altra protagonista della Biennale del 48 proprio lei, perché espone la sua collezione nel padiglione della Grecia, che in quell'edizione era vuoto. E porta tutta la sua collezione con un duplice intento. La mostra è divertente perché per quanto lei, adesso qui la vedete in una foto in cui sta sistemando, io ho scritto il suo collar, e poi anche qua insomma costantemente ci sono una serie di foto che la mostrano in allestimento. In realtà pare che Pallucchini l'abbia dato il permesso di entrare solo veramente 2 giorni prima dall'apertura della mostra e che lei si sia molto lamentata di questa cosa, lo dice lei nelle sue memorie. Comunque insomma è una mostra. Se noi guardiamo la presentazione del catalogo capiamo immediatamente che ha un'anima fortemente didattica, lei lo dice perché la presentazione è divisa tra poche righe proprio di statement di Peggy Guggenheim, in cui dice la mia collezione probabilmente ha dei buchi, però comunque mostra tutte le maggiori correnti artistiche dal 1910 e poi passa la parola a Giulio Carlo Argan, che invece si concentra su come la collezione rappresenti una crisi. Che tipo di crisi? La crisi della cultura figurativa che, innestandosi sulle posizioni teoriche del cubismo e dell'espressionismo, si è sviluppata dal 1910 in poi, toccando i suoi vertici nell'altro e in questo dopoguerra. Quindi di nuovo questo rimando a un clima di grande energia che si ha immediatamente dopo un evento bellico. Vi mostro qualche immagine di questa mostra straordinaria per i veneziani, ma forse anche per chi comunque ha un po' l'abitudine alla collezione, è un gioco a riconoscere i pezzi. Devo dire che trovo straordinaria la maniera in cui sono allestiti. Provate a vedere ad esempio questo harp, così, posto proprio al di sopra della porta, come fosse un sovrapporta, come fosse un trofeo. Questo è un plastico a colori che vi ho messo perché penso renda molto l'idea. Sono delle foto che presi a una bella mostra che organizzò la Guggenheim, una mostra documento di qualche anno fa, in cui ricostruiva proprio esattamente il padiglione del 48. Questa è una foto con alcuni visitatori seduti che appunto potete riconoscere, alcuni dipinti insomma con grande facilità, i Mondrian, Delaunay eccetera, e dall'altra parte invece Peggy Guggenheim con Carlo Scarpa e dietro quello splendido Miró. Qui è sempre Peggy, alle sue spalle lo riconoscete con gli occhiali e Pallucchini, e invece di fronte a lei è sempre il presidente Einaudi in visita al padiglione. Pare che sia rimasto pochissimo, non aveva certo la passione per l'arte moderna intesa appunto come non figurativo, pare che sia rimasto il tempo della foto e poi se ne sia andato, mentre invece sia rimasto moltissimo nel padiglione degli impressionisti. Quest'immagine bellissima del padiglione mi serve anche per passare alla prossima mostra, perché qua Penghi colloca 2 capolavori straordinari di Giorgio De Chirico. Riconoscete la nostalgia del poeta e credetemi sulla fiducia che questa è la Torre Rossa. Quindi cosa fa? Mette 2 capolavori della metafisica esattamente di fronte alla Donna sgozzata di Giacometti. Quindi è come proprio attestare che la metafisica, il mistero della metafisica, i meccanismi visivi della metafisica avessero sicuramente indicato la via al surrealismo. E non presta questi 2 dipinti
a una mostra importantissima che si svolgeva nel frattempo nel padiglione italiano, il padiglione centrale, che era quella dei 3 pittori italiani tra il 1910 e il 1920. Chi sono i 3 pittori italiani? Carrà, De Chirico e Morandi, e sono presentati in catalogo da Arcangeli sotto la grande etichetta di metafisica. Che discorso fa Arcangeli? Dice, va bene, la metafisica nasce... È certamente figlia di De Chirico, l'elaborazione inizia nel 10, tocca il suo vertice nel 1915, quando De Chirico torna in Italia, è a Ferrara, incontra Carrà, addirittura condividono anche l'esperienza di Villa Seminario, che era un ospedale psichiatrico, e elaborano un tipo di pittura che è assolutamente nuova e avanguardistica. Su Morandi il discorso è da farsi a parte. Tra l'altro, insomma, ci troviamo in quella Ferrara dove non c'erano solo loro, ma come giustamente ricordava anche Stefania Portinari la volta scorsa, c'era De Pisis era ferrarese, lavoravano tutti quanti insieme, c'era Savigno anche allo stesso tempo, cioè si era ricreata quella che con un'etichetta felicissima Roberto Longhi definì l'Officina Ferrarese. L'Officina Ferrarese era riferita al tempo degli Este e di Ercole De Roberti e di Cosme Tura, però quest'idea di una città in un momento di una vivacità assoluta. E di Carrà portano dei capolavori straordinari come Madre e Figlio. Qui vedete proprio la poetica della metafisica al suo massimo, sono 2 manichini vestiti di tutto punto, riconosciamo la madre, riconosciamo il figlio che veste addirittura la marinara, però non c'è dialogo, o se è un dialogo tra degli oggetti, sono dei rebus, non sono, è tutto chiuso nell'asfissia di una stanza. Poi devo dire che anche uno dei grandi meriti di De Chirico, quello di aver creato delle leggende moderne, di aver recuperato dei soggetti della mitologia, e quindi anche Carrà lo segue, come ad esempio questa Penelope. Mi piace mettervi le immagini in bianco e nero a colori, perché vi rendete conto anche di come le immagini per anni sono state tramandate. Cioè il primo Argan che io mi ricordo al liceo era in bianco e nero, quindi l'avvento del colore è qualcosa di abbastanza straordinario, come anche la visione di un dipinto dal vivo. Qua cosa abbiamo? Abbiamo una Penelope che è ricostruita per elementi geometrici, chiusa però ancora una volta in queste stanze con queste prospettive sfuggenti, e l'unico elemento in cui riconosciamo un minimo di femminilità è questa lunga treccia dei capelli. E poi appunto c'è Morandi. Morandi lo dice anche Arcangeli, che fino al 18 non è interessato assolutamente a questioni di metafisica. È sicuramente molto più attento alla produzione di Cézanne, alla rielaborazione di quello che poteva vedere di Cézanne, perché Giorgio Morandi non si sposta mai da Bologna. Quello che lui vede sono sempre delle immagini che vengono riprodotte su delle riviste o su dei volumi, e anche la conoscenza di De Chirico gli arriva tramite, diciamo in maniera indiretta, tramite la rivista bolognese La Raccolta. E che cos'è il click di Morandi? Non è interessato né all'enigma della metafisica né all'ironia della metafisica, ma è interessato all'attenzione che la metafisica porta all'oggetto. Per lui è importante portare l'oggetto in primo piano, e Arcangeli lo dice chiaramente quando dice: gli oggetti sono depurati da ogni elemento che ne disturbi la limpida volumetria. Limpida volumetria è, devo dire, un'associazione perfetta alla pittura di Morandi di questi anni. Del resto Arcangeli è penso il più grande esegeta dell'opera di Morandi assieme a Brandi. E poi abbiamo ovviamente De Chirico che però è lì a sua insaputa, pare, non ha, ovviamente abbiamo le muse inquietanti, cioè che è indubbiamente penso il manifesto della metafisica,
ma sicuramente non era quello che poteva far piacere a De Chirico, anzi si infuria per 2 ragioni. Primo, perché voglio dire, ormai non ne può più di essere etichettato come il pittore della metafisica, dal 19 non è più, si è completamente distaccato da questa poetica, guarda assolutamente a quelli che sono i maestri antichi, e questo, la bella mostra che ha organizzato, che ha curato l'anno scorso il Luca Massimo Barbero a Milano, a Palazzo Reale, metteva esattamente in luce questo, dedicando finalmente un buon numero delle sale all'attenzione alla tecnica pittorica di De Chirico, dalla metafisica in poi, ma soprattutto che lo scoccia è che c'è un falso. C'è un falso che è appunto questo trovatore, che effettivamente era stato dipinto da questo Oscar Domínguez, che era un pittore spagnolo nato a Tenerife, insomma, che però aveva sempre bazzicato la Parigi del surrealismo, era legato a Picasso, era ovviamente qualcuno che anche lo stesso De Chirico a Parigi probabilmente frequentava. E questa cosa lo manda in bestia, insomma, perché appunto già lo fanno passare per metafisico, che non vuole, sia nel padiglione della Peggy Guggenheim che in questa mostra centrale. Ma la sua rabbia non ve la racconto io, ve la faccio raccontare da Giuseppe Marchiori. Qua Rippovero gli fa la domanda sbagliata. Avevo appuntamento con il maestro all'Hotel Danieli. Il portiere mi riferì che era andato alla Biennale. Poco dopo mezzogiorno arrivò accompagnato da quello straordinario e indifettibile mercante che era Giorgio Zamberlan. Mi salutò freddamente, aveva il volto rabbuiato, serio. Per rompere il ghiaccio chiesi se la Biennale gli fosse piaciuta. Vidi un'occhiata molto significativa di Zamberlan, ma ormai la domanda l'avevo posta. È una cosa indecente, ma com'è possibile esporre tra i quadri a me attribuiti un falso, ma talmente falso che anche uno che abbia guardato superficialmente qualche mio dipinto lo avrebbe capito. Immediatamente poi scrive a Zamberlan, al suo gallerista, e gli dice: io voglio fare causa alla Biennale. Infatti farà causa alla Biennale, poi a mezzo stampa inizia ad attaccare anche gli stessi curatori, nomi importantissimi, appunto Longhi, Lionello Venturi, e li definisce ignoranti, ineducati e scorretti. E poi va avanti, perché addirittura appunto, non c'è articolo in cui non parli male di questa edizione della Biennale, che dice quell'orgia di bruttezza, quella caterva di opere abortite davanti a quell'insuperabile trionfo della stupidità, dell'impotenza e della malafede. Alè. Poi tra l'altro sarà il là per una serie di mostre che organizzerà appunto con l'aiuto di Zamberlan, del suo mercante veneziano, proprio di anti-biennali, o insomma, diciamo che alcune erano delle collettive, altre erano delle piccole personali. La prima sarà proprio nella Sala delle Colonne di Ca' Giustiniana, e poi le altre invece nella palazzina neoclassica, allora sede della Bucintoro, vicino ai Giardinetti Reali. E devo dire che comunque De Chirico, questa data è De Chirico, cioè un uomo con dei contatti internazionali straordinari, di grandissima fama. Infatti chi prende le sue difese? Pablo Picasso, che nel luglio del 1948 in un'intervista dice: De Chirico ha rinnegato tutte le avanguardie per ritornare ai pittori classici. Ne ha tutti i diritti. Sono d'accordo con Matisse che l'arte è una foresta vergine in cui si va avanti e indietro col pericolo di smarrirci, ma io aggiungo che appunto perché è una foresta vergine dobbiamo violentarla. Picasso che difende appunto De Chirico e che finalmente ha la sua prima mostra in Italia, e ce l'ha appunto alla Biennale di Venezia. Una mostra un po' strana, nel senso che è una mostra grande, importante, 22 opere che vanno dal 1906 al 1942, quindi non proprio con un aggiornamento così vicino, così prossimo alla data. Sono soprattutto opere che vengono da 2 collezioni private, una svizzera, ed è introdotto dall'amico Guttuso. Guttuso infatti questa data, voglio dire,
Picasso, 67 anni, è in assoluto la pietra di paragone dell'arte internazionale e non ha bisogno certo di presentazione, infatti questo lo dice Guttuso nel catalogo, dice piuttosto un saluto dell'Italia al grande maestro spagnolo. E qui vedete di nuovo una Palma Bucarelli posa davanti perfetta, come sempre, di fronte a una donna in poltrona, la donna in poltrona di Picasso. Ora penso che tra le 22 opere io ne ho scelta una perché indubbiamente non credo che vederla dal vivo a Venezia fosse stato qualcosa di straordinario, se non altro per dimensioni, sono 3,45 metri di base, e poi per accensione cromatica, che è la pesca notturna ad Antibes. Ora, come diciamo da un punto di vista pittorico-compositivo possiamo essere ancora prossimi a un Guernica, quindi a una sua grandissima tela di 7,70 metri del 37 che aprì la grande Esposizione Universelle di Parigi del 1937, però ecco, le cromie sono delle cromie assolutamente forti, accese, con questo centro focale che è dato dal pugno del pescatore, vedete che sta arpionando il pesce su questa piccola imbarcazione con l'altro pescatore. Ecco, forse una cosa un po' curiosa che raramente fa Picasso è quella, vedete quella sorta di costruzione violacea d'angolo in alto, ecco quello è lo Chateau Grimaldi ed è un castello che effettivamente esiste sul promontorio di Antibes, dove è realizzato questo dipinto e dove tra l'altro oggi esiste un museo dedicato proprio a Picasso, con una collezione, devo dire, straordinaria, soprattutto di ceramiche. Dove sta il trait d'union tra il Guttuso che lo presenta e Picasso? Lo dice Guttuso stesso, perché entrambi consideriamo l'arte uno strumento di battaglia, quindi anche insomma una certa vicinanza quasi di credo politico. Devo dire che è anche un quadro simbolico molto forte, perché è un quadro che viene terminato nell'agosto del 39 e 2 settimane dopo la Germania avrebbe invaso la Polonia con tutto quello che ne consegue, quindi appunto con la Seconda Guerra e tutti gli orrori che questa Biennale cercava di superare, di lasciarsi alle spalle. Proprio per carica vitale, Picasso, dicevo, è assolutamente il faro per la pittura quanto anche per la scultura e questo lo capiamo dalla presentazione che Herbert Reed, storico dell'arte inglese ma anche critico ma anche scrittore, grande pacifista, fa della mostra personale che il padiglione della Gran Bretagna dedica a Harry Moore. 30 sculture di Harry Moore che qua vediamo a spasso per Piazza San Marco, una foto ovviamente insomma un po' rovinata, però mi piaceva così perché è molto allegra, molto viva, vi dà un senso di come anche questi artisti vivessero queste aperture delle biennali, allora come oggi. Harry Moore è al centro. Qui accanto abbiamo John Rodenstein, che poi capirete come mai è lì, e qui l'assistente di Rodenstein, che era allora il direttore della Tate Gallery di Londra. E che cosa ci dice Herbert Reed di Harry Moore? Herbert Reed va molto veloce sulla presentazione di Moore, nel senso che ovviamente insomma, è chiaramente un grande scultore che ha preso le mosse dalla scuola, dai grandi scultori francesi, quindi Brancusi, Arp, Giacometti, eccetera, ma poi ben presto li ha in qualche maniera aggiornati, digeriti e letti in maniera diversa attraverso la lente della scultura arcaica, della scultura antica, che poteva con grande facilità vedere al British Museum a Londra, e parla piuttosto di uno scultore umanista inteso in due accezioni, una banalmente perché si occupa molto di figura umana e fin lì, ma umanista anche, forse per noi italiani ci può interessare maggiormente, per
la sua capacità di guardare anche alle opere del primo Quattrocento, quindi alle opere di Masaccio, proprio alla Firenze Medici, alla Firenze dell'umanesimo. E questo lo possiamo vedere con una certa anche facilità, avendo un occhio italiano e piuttosto così abituato all'arte antica, in questa Madonna con bambino che Moore realizza per la cattedrale di St. Andrew a Southampton tra il 43 e il 44. In biennale ovviamente non porta la scultura in marmo, che è gigantesca, ma porta una serie di bronzetti che appartenevano alla Tate, che sono ancora tutt'oggi alla Tate, nei quali si può vedere con una certa evidenza come riesca appunto a mescolare più linguaggi. E qua abbiamo una foto che io devo dire amo moltissimo, con questo Rodolfo Pallucchini che sta proprio allestendo, sta controllando i pezzi nel padiglione della Gran Bretagna. Quella che vedete, che si riconosce, insomma, che sta guardando da vicino, è quella che nel catalogo viene segnalata come un'adolescente nuda, in realtà poi passerà alla Tate, dove si trova ancora col più semplice titolo di Girl. Una cosa abbastanza straordinaria di questa mostra con i 30 pezzi di Moore è che Moore mescola tutta una serie di materiali che vanno dal legno al cemento, al bronzo, anche il marmo, ma anche pietra, come in questo caso, che per questa figura, che è una figura, vedete quante influenze mescola, però con grande modernità. In fondo c'è anche in fondo il cubismo, con questo naso così fortemente geometrico, i capelli, la linea dei capelli incisa, la bocca piccolissima, gli occhi sono quasi delle punture di spillo, questa acconciatura, abbiamo messo appositamente un'immagine dal retro perché è un'acconciatura veramente singolare, anche la sproporzione tra quei seni mal posizionati e le braccia, cioè una scultura di grande modernità, e realizzata appunto in questa pietra del Lancaster, che è una zona dalla quale proveniva lo stesso scultore, e solitamente è una pietra che non viene utilizzata per la scultura ma per l'architettura, perché non ha un'uniformità cromatica, lo vedete anche qua dal braccio, ma in realtà Moore crede in una sorta di fedeltà nei materiali che sono i materiali della propria terra, perché crede in una forma di conoscenza attraverso questi materiali. E poi un'altra cosa che fa, non lavora quasi mai con delle maquette, con dei disegni, ma interviene direttamente sulla pietra stessa con gli strumenti dello scultore. Questo lo spiegherà nel 1930, quindi un anno prima di questa scultura, in un suo testo che è proprio un manuale di scultura, A View of Sculpture, in cui appunto ci spiega come intervenire direttamente vuol dire capire il materiale, non piegarlo a delle idee che sono magari delle idee preconcette, che toglierebbero un'energia primigenia vera e propria dell'opera. Qui avete così quello che poteva essere una sorta quasi di ispirazione, di suggestione, questa statua appunto sumera del British Museum, e dei disegni che però vedete che sono quasi così delle riflessioni, ma non sono dei veri e propri disegni preparatori. Il padiglione del 48 della Gran Bretagna è veramente qualcosa di straordinario, perché ha due mostre personali, questa con 30 opere di Harry Moore e alle pareti 50 dipinti di Turner, e Turner presentate in questo caso da John Rodestein, quindi dal signore che avete visto che era a passeggio con Moore e la sua segretaria per Piazza San Marco. John Rodestein, che tra l'altro da questa data, dal 48, entra alla Tate come direttore e vi resterà fino al 64, aprendo tra l'altro il museo a grandi acquisizioni straniere. Ora, il contrasto è talmente forte che non può che esaltare
il lato migliore di entrambi gli artisti. Questo devo dire è straordinario, quasi se fosse la risposta inglese all'impressionismo, cioè il paesismo del primo Ottocento inglese, con appunto questi degli straordinari Turner, e la presentazione cercava di dare un taglio italiano a quest'artista, al quale bisogna ammettere, ascoltavo recentemente una lezione di Anna Ottani Cavina che diceva che l'idea di pittoresco, l'idea di Venezia ci arriva da Turner, e ha assolutamente ragione, cioè, e del resto un grande cantore della nostra nazione. Fanno il catalogo di questa biennale lo diceva, insomma faceva un po' anche il resoconto dei viaggi di Turner in Italia, ne viene nel 19, quindi fa il Grand Tour per intero, poi tornerà più o meno nel 28-29, da qui la veduta di Orvieto che vi ho messo, appunto vedete questa veramente il senso del pittoresco è molto forte. Poi si sa che voleva tornare alla fine degli anni 40, muore nel 51, lui però non ce la fa e voleva proprio venire a Venezia. Ecco, però diciamo che il protagonista assoluto di questa padiglione è Harry Moore, perché la scultura si lamenta un po', vi leggo la critica che ne dà il Branzi sul Gazzettino, che la scultura è ferma ai suoi termini tradizionali nelle opere dei più degli espositori. È vero, a parte i picchi di Moore e di Arturo Martini. Arturo Martini, qui lo vedete, Arturo Martini che era scomparso nel 47, quindi era doverosa una mostra su Arturo Martini, una grande personale di Arturo Martini nella Biennale del 48. Qui lo vedete con la donna che nuota sott'acqua, penso veramente una delle sculture più moderne della storia della scultura italiana del Novecento. Mostra tra l'altro curata in parte da Apollonio ma in parte da Carrà, e Carrà la chiede proprio di fronte ai dipinti della metafisica. È una scultura, sapete, insomma la fonte visiva viene addirittura dal cinema, da questo film del 1929 di Flaherty, che aveva avuto un grandissimo successo, Ombre bianche nei mari del sud, che io vi confesso non ho mai visto, però so che è stato restaurato da Carlo Montanaro recentemente, che è stato visto però sia a un festival a Pordenone. Ma insomma comunque lo vede Martini, rimane scolpito, come dice nei colloqui, da quelle donne che nuotavano sott'acqua rivoltandosi come animali, e c'è proprio questa idea della torsione, tra l'altro in questo marmo che è sostenuto, che è esposto in sospensione, al quale Martini toglie la testa volutamente proprio per ragionare quasi meglio, in maniera più diretta sui volumi. È un pezzo del 42, ma nel 48 ancora Emporium, nel numero dedicato alla Biennale di Venezia gli darà ampio spazio. Vi faccio brevemente un excursus su questa mostra di Martini, perché appunto parte dai primi Martini nel 26 Martini appena ritornato dal Lazio, era da Anticoli Corrado, questo un paesino, ritrovo di tanti artisti, era vicino a delle istanze di valori plastici, no? La rivista di Broglio che proponeva appunto un ritorno alle origini, e a questo bevitore sono tantissime le influenze di questa scultura, che peraltro da un punto di vista tecnico ha l'inizio di una sperimentazione di Martini che cerca di arrivare a produrre delle terracotte di grandi dimensioni serialmente, poterle riprodurre un po' col sistema della ceramica. Questo è uno dei primi tentativi, ci sono infatti 2 versioni del bevitore, e capite come siamo all'interno di un discorso ancora tutto sommato vicino a quelle che potevano essere prima le istanze di Novecento, e poi anche della metafisica, insomma penso il confronto con l'idolo ermafrodito del 17 di Carrà è un grandissimo classico. Ci troviamo in fondo in quello che Margherita Sarfatti chiamava
o quantomeno consigliava di inquadrare e chiudere la bella architettura umana entro ritmi e blocchi geometrici. Poi abbiamo una delle opere che più amo di Martini, che è il Chiaro di Luna. Il Chiaro di Luna questa è una scultura, intanto è di 1,80 m, dopo vedete una foto storica, ve ne rendete conto. Siamo nel 31-32, una delle grandi temi martiniani, appunto la contemplazione dei cieli, delle stelle, è un'opera di una dolcezza assoluta in terracotta. Ecco, qua la vedete allestita alla Biennale del 48, vi rendete conto delle dimensioni, dell'impatto che doveva avere una scultura di questo genere. Mai probabilmente come la Lupa del 32, una scultura durissima. Quest'opera sono coeve le due, siamo sempre appunto, però Martini è veramente molto, di una sensibilità molto diversa. La Lupa viene banalmente il soggetto da una novella di Verga, di questa donna, da una sensualità esasperata, che arriva a sedurre il marito della figlia, per cui il marito della figlia poi la ucciderà, e qui siamo ovviamente alla scena finale, con la disperazione però della Lupa non è data tanto dalla sensualità di questa donna, ma dalla durezza delle forme di questa scultura. Cioè, guardate, i capelli ad esempio sono completamente inamidati, innaturali, e la freccia si sa che era lo stesso Martini che ci teneva che avesse un'ottima visibilità. Noi abbiamo già visto una Lupa alla Biennale di Venezia nel 12, Giuseppe Graziosi, che è uno scultore di un certo interesse, presentò una figura Carponi femminile nuda, la Lupa, però lì sì eravamo ancora in un clima di simbolismo e c'era una fortissima sensualità in questa donna. Qua è più proprio una figura di una ieraticità e di una forza assoluta, vedete anche come proprio questo guardare all'antico depurandolo completamente, questa bocca che è una bocca innaturale e geometrica, quasi una fessura. Con quest'opera apparteneva a Massimo Bontempelli, grande intellettuale, come ricordava anche Stefania Portinari, compagno per anni di Paola Masino, e soprattutto inventore di un aforisma, direi perfetto per Martini, che è: Martini pensa in terracotta come Fidia pensa in marmo. E in effetti devo dire che con la terracotta Martini tocca veramente i suoi livelli più alti. Questo è il Tobiolo, siamo sempre nel 32, verrà presentato alla Biennale del 32 e su questo tutti sono d'accordo, anche la critica che magari non era sempre stata dalla parte di Martini. Ma perché? Perché è una scultura più semplice da comprendere, una scultura più pacata, una scultura più classicheggiante, una scultura che forse anche lo stesso Martini si è tenuto insomma un pochettino più cauto, sapendo già quale sarebbe stata la sua collocazione, ovvero la Villa Ottolenghi. Arturo Ottolenghi si fa costruire questa villa nel Piemontese da Piacentini, siamo nel 20, fa lavorare tra l'altro tutta una serie di artisti di quel momento importantissimi, Wilt, e chiede una fontana, una scultura che sarebbe stata appunto poi collocata nella fontana, ad Arturo Martini. Questo Tobiolo che lui ci rappresenta nudo nel momento in cui ha appena pescato nel Tigri il pesce col quale poi curerà il padre, ancora coi capelli bagnati, quindi questo rimando all'acqua che è quanto mai appropriato. Tra l'altro, per quanto lui nei colloqui dica che è una scultura che realizza rapidissimamente in 3 giorni, sicuramente c'è anche lo zampino dal punto di vista iconografico, dalle scelte iconografiche della Herthe von Wedekins, che era una scultrice svizzera, moglie di Arturo Ottolenghi, e che ha sicuramente partecipato alla realizzazione di questa scultura. Ecco, a me Martini interessava, a parte perché è Arturo Martini, ma poi anche da un punto di vista allestitivo e per il peso che ha avuto su, ad esempio, anche il mondo del vetro muranese, perché un maestro vetraio importantissimo come Alfredo Barbini, siamo nel 1948 sempre, però in questo momento ci siamo spostati nel padiglione delle arti decorative, quello che era stato creato nel 1932 proprio per un rilancio della
dell'economia e delle arti applicate veneziane, e le arti applicate in questo momento seguono lo stesso andamento dell'arte con la maiuscola, cioè stanno cercando una maniera per rinascere e anche per rinascere economicamente. Dell'Oro lo dice nel catalogo, cioè dice: adesso che a guerre finite aspettiamo che ritorni un turismo alto in città e rimetta in moto anche l'economia di questa cosa. Quindi al di là di queste sculture accidate di forme antropomorfe, a me interessa di Barbini, a me interessa che voi osserviate come le espone, perché le espone esattamente come la nonna che nuota sott'acqua, cioè in sospensione, addirittura con anche uno specchio dia quasi il senso dell'acqua. Vedete anche quest'altra figura umana è proprio sospesa. E poi questa cosa mi divertiva, no? Perché c'è siamo sempre nel 48, sempre Alfredo Barbini, che presenta questo manzo. Vi rendete conto come, al di là della forma scultorea, che diciamo è molto indovinata, è molto corretta, Barbini proprio toglie al vetro la sua principale caratteristica, che è la trasparenza, perché lo acida e quindi lo rende appunto corroso, fa in modo che la luce non passi attraverso ma si fermi in superficie, quindi tratta il vetro fa in modo che il vetro diventi un materiale della scultura a tutti gli effetti. Dopodiché io trovo divertentissimo questo fondale che hanno trovato, questa è una foto ufficiale, viene dall'archivio della Biennale, questo fondale assolutamente artificiale con una baita di montagna, un paesaggio di montagna con questo manzo che ci guarda fisso negli occhi. È il momento in cui anche a Murano tornano importanti designer stranieri, devo dire soprattutto in collaborazione con la Venini. Questo è il caso di Tira Lundgren, che è un artista svedese che presenta appunto il vaso Calle, che è questo vaso aperto a caldo, e poi questi due e poi una serie di anguille molto, molto belle in vetro iridato. Ed è anche la edizione in cui mette il naso per la prima volta a Murano Ettore Sozzas, che realizza dei vasi, vedete, appena incisi con la Salir, dei vasi che poi furono esposti anche alla Triennale del 51 a Milano, e poi sappiamo insomma che tornerà a Murano dopo diversi anni, negli anni 70 con Vistosi, poi negli anni 80 con Memphis. Ecco, però trovavo importante anche toccare questo aspetto. E poi abbiamo tutto un aspetto legato alle mostre personali, però delle mostre personali non se entriamo non finiamo più la nostra chiacchierata. Ovviamente c'è una mostra di Gino Rossi, perché anche Gino Rossi scompare nel 47, c'è una mostra di De Pisis presentato da Pallucchini, c'è una mostra di Campigli presentato da Pollonio, e io vi parlerò solamente di due. E poi chiudo. Questa di Mario Maffai, che è uno dei grandi esponenti con Scipione, anzi sono i due maggiori esponenti della scuola romana, quindi di una certa maniera di intendere la pittura figurativa, ancora però insomma incapace di dialogare su un piano europeo. E quindi, tra l'altro, Maffai è un artista molto curioso, perché poi finirà la sua carriera completamente astratto, legato all'attico di Sargentini, eccetera, però di grandissima qualità pittorica. E infine vi mostro questa personale di Paul Klee, discusso maestro del Bauhaus, che comunque è morto nel 40, ed è Carlo Scarpa che si occupa dell'allestimento di questa mostra. E la conoscenza di Scarpa, cioè si crea tra Scarpa e Klee una sorta di intimità che Scarpa si sarebbe portato con sé poi per il resto della sua carriera. Vi mostro ad esempio questo dipinto, e non sono io a dire questa cosa, ma in effetti è appena uscito uno studio pubblicato da Phaidon molto bello, che è andato a fondo su questo rapporto e su questo momento di contatto tra Scarpa e Klee,
per il quale la Scarpa apprende o comunque sviluppa maggiormente la sua capacità di allargare lo spazio visivo. Questo quadro che vedete è questo della mostra e rende benissimo, devo dire, l'idea, e poi anche di ragionare sul dettaglio e di capire come il dettaglio abbia un'importanza fondamentale nella percezione, anche quasi in maniera inconscia. E devo dire che se guardate questo Emach, che era energia in tedesco, che stava appunto in mostra, e poi non so, pensate ad esempio al pavimento del negozio Olivetti, le cose vanno abbastanza di pari passo, vanno abbastanza insieme. La mostra di Klee era una mostra in realtà che era stata voluta dalla Klee Gesellschaft di Berna, scusate, ed era stata affidata la presentazione a Max Hugler, che vedete qua, è il signore, l'unico signore che vediamo frontale. Max Hugler era stato un grandissimo studioso di Klee, un grandissimo storico dell'arte, e qui lo vediamo qualche anno dopo, non è bene chiarito quando sia questa foto, tra il 50 e il 60, che tiene proprio una lezione su Paul Klee al Kunstmuseum di Berna, e questo signore che vedete di spalle, vestito di nero, è un giovanissimo Harald Seemann. Harald Seemann, che poi nell'80 sarebbe tornato a Venezia collaborando con Achille Bonito Riva ad Aperto, e poi nel 99 sarebbe stato appunto uno dei grandissimi curatori della Biennale di Venezia. Quindi questo per dirvi tutto queste andate, questi ritorni e la grandissima forza di questa Biennale, che ha una grandissima energia, una grandissima, proprio un senso anche germinativo, un senso di fiducia nel futuro, che insomma mi auguro che sia di esempio anche per i nostri mesi a venire. Grazie. Grazie a Cristina Beltrami, e anche quest'oggi abbiamo avuto 220 persone che hanno seguito costantemente la lezione. Ci sembra che sia un numero, ripeto, avrebbero fatto fatica a stare tutti in questa sala seduti, e sarebbe rimasto anche qualcuno in piedi. Quindi onore alla nostra relatrice, e anche una soddisfazione per tutti noi che abbiamo seguito e organizzato questo corso. Prima, anch'io pensavo nel finire del tuo intervento alla forza di questa Biennale. Penso che se un paese sconfitto e prostrato, no? Com'era l'Italia del 47-48, un paese che aveva resistito e si era liberato, ma che aveva profonde ferite al suo interno che andranno avanti per molti decenni, era in grado di organizzare una mostra così. Mi chiedo perché non possiamo essere in grado oggi di fare altrettanto, e speriamo quindi di poterlo fare in qualche modo anche nel nostro piccolo, con gli amici dei musei, con l'Ateneo. Buona serata e buone feste a tutti voi.